Il principio è chiaro: l'indipendenza della Fondazione Biennale di Venezia e l'autonomia delle scelte culturali e del mondo dell'arte. La conferma della Biennale di Venezia di invitare anche il padiglione della Russia alla prossima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia, in programma in Laguna tra maggio e novembre, rischia però di creare una crepa profonda tra il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco e il ministro dei beni culturali Alessandro Giuli. I due sono legati da un rapporto consolidato di profonda stima e amicizia, difficili da scalfire dalle polemiche del momento. Tuttavia sull'argomento la diversità di vedute tra i due è netta e non può non far rumore. Ora che anche 22 paesi dell'Unione Europea hanno contestato duramente la decisione di invitare la Russia alla rassegna, si apre uno scontro. Alla conferenza stampa di presentazione a Roma del Padiglione d'Italia, Buttafuoco si è appellato alla storia ultracentenaria della Biennale, mai una censura, ringraziando il ministro per il rispetto dell'autonomia, ma questo non è bastato a placare la tempesta in arrivo. Questa diversità di posizione, che è voluta dalla procedura, dalle leggi, perfino quelle internazionali, conclama, e lo ringrazio, l'autonomia di una istituzione che da 130 anni, in una città speciale e particolare qual è Venezia, costruisce il sentiero dove chiusura e censura sono ancora una volta fuori dall'ingresso della Fondazione Biennale di Venezia. Il ministro dei beni culturali Alessandro Giuli, che sarà a Venezia la prossima settimana, è intervenuto con un videomessaggio e non li ha mandati a dire, ribadendo la contrarietà del governo a questa scelta autonoma della Fondazione. Per quanto mi riguarda, come Ministro della Cultura, ritengo che l'arte di una autocrazia sia libera soltanto nella misura in cui sia un'arte dissidente rispetto a quella autocrazia. Quando è scelta dai vertici di uno Stato autocratico, non ha la libertà consentita alla pura espressione artistica, quell'espressione artistica che il popolo ucraino vede ogni giorno calpestata dalle bombe della Russia, che da oltre 4 anni ne ha invaso i confini, le case, le famiglie, la libertà.